Le locali del Super Volley Piombino, in divisa nera, guidate da Pier Leonardo Zoppellaro, giocano col capitano Lisa Volpato alzatrice, Tiana Damianovic opposto, Ilaria Zanini e Consuelo Pellizzon schiacciatrici, Chiara Brazzalotto e Deborah Marazzato centrali, Giulia Masetto libero. Le ospiti del Forrec Volley Fratte in maglia giallo-blu, allenate da Paolo Faggin e Marco Rubeca, schierano l'alzatrice Elena Fantinato, l'opposto Gloria Toniolo, il capitano Greta De Biasi e Arianna Campello schiacciatrici, Esmeralda Pilotto e Martina Groppo centrali, il libero Barbara Andrigo. Buon inizio del Fratte, avanti sul 5-3 con gli attacchi vincenti delle bande e un ace della Toniolo. Il Piombino replica con la Zanini rientrando sul 7 pari. L'equilibrio dura poco, le giovani giallo-blu infatti sono tradite dalla ricezione, messa in grave difficoltà dalle battute della Zanini. Il Fratte infila una serie impressionante di errori, venendo tramortito da un break di 9 punti che proietta le locali sul 17-9. Paolo Faggin fa entrare Lisa Baggio per la Toniolo, ma la precaria ricezione giallo-blu preclude ogni possibilità di reazione. Il Piombino colpisce con le battute della Pellizzon e col mani fuori della Damianovic. L'ultimo scambio è la perfetta sintesi del set. Il Fratte riceve male e non attacca. La prima schiacciata della Zanini è difesa dal libero Andrigo, ma la seconda va a terra firmando il punto del 25-13 per il Piombino. Coach Faggin cambia formazione. Il secondo libero Anna Chiara Furlan sostituisce Barbara Andrigo, mentre l'opposto Gloria Toniolo rientra per la Baggio. I primi scambi della ripresa dimostrano che i problemi della ricezione giallo-blu non sono affatto risolti, anzi risultano aggravati. Il servizio incisivo di Ilaria Zanini propizia il break del Piombino che si porta avanti sul 5-2. La situazione per le giovani del Fratte peggiora ulteriormente dato che ai continui svarioni in ricezione se ne aggiungono altri in difesa e in attacco. Il Super Volley non fa nulla di straordinario ma sbaglia poco, cresce a muro e in attacco volando agevolmente sul 12-3 grazie all'ennesimo contrattacco della valida Tiana Damianovic, spedito fuori dalla difesa giallo-blu. Coach Faggin corre ai ripari tentando soluzioni alternative. La banda Giulia Buruiana sostituisce Greta De Biasi, poi Lisa Baggio subentra nuovamente alla Toniolo. I cambi non hanno effetto perché le ospiti continuano a sbagliare tutto il possibile in seconda linea, cadendo sotto i colpi della centrale Marazzato e della brillante Zanini, smarcate dalle alzate precise di Lisa Volpato. La banda numero 9 firma il 22esimo punto del Piombino, poi un contrattacco vincente della Pellizzon sigla il 23-10 per il Super Volley. Il ritmo cala, le locali si rilassano e commettono 2 infrazioni in palleggio, venendo quindi bloccate per 2 volte dal muro giallo-blu, ma sul 24-14 ci pensa Chiara Brazzalotto a chiudere la frazione con un primo tempo toccato fuori dal muro avversario. Il doppio svantaggio e soprattutto i pesanti passivi accumulati nei primi 2 set scoraggiano le giovani del Fratte, che appaiono spente e sfiduciati in avvio del terzo parziale. Coach Faggin opera altri cambi utilizzando tutte le atlete disponibili, ma il Piombino fa capire di voler chiudere il match nel minor tempo possibile e fa il break portandosi sul 3-0. Poi allunga rapidamente sul 10-4, colpendo col potente servizio in salto di Consuelo Pellizzon e con l'ennesimo contrattacco vincente della Zanini. Le ospiti provano a ridurre il divario, appoggiando per lo più l'attacco sulle bande, che però raramente riescono a metter giù palla. Il tentativo di rimonta delle giallo-blu si esaurisce sul 14-9, quando le padrone di casa imprimono un'altra accelerazione andando a segno da posto 4 con Damianovic e Pellizzon, che espandono il gap sul 17-9. Un passaggio a vuoto del Piombino in attacco e un ace della De Biasi riavvicinano il Fratte sul 18-14, ma la schiacciata vincente della Damianovic, il punto in battuta della Pellizzon e il micidiale contrattacco in lungolinea della Zanini fanno precipitare la situazione delle giallo-blu, che vengono staccate sul 23-15. L'intelligente secondo tocco di Elena Fantinato toglie il servizio alla Pellizzon. La Zanini però inchioda a terra l'ennesimo contrattacco. Poi la battuta fuori di Martina Groppo consegna la vittoria al Super Volley Piombino, fissando sul 25-17 il finale del terzo set. Sono convinta che questa sera non abbiamo dato il nostro. Sicuramente troveremo delle formazioni che ci daranno filo da torcere,
però so che con la grinta e con la buona volontà sicuramente tutte quante avranno tanto da dare e da dimostrare. Sono arrivata quest'anno nel Super Volley Piombino, ho giocato le giovanili qui, sono rimasta ferma un paio di anni e sono ritornata in Serie D. E ci sono altri nuovi inserimenti come un nuovo libero, 2 nuovi opposti, una banda appunto che sono io. Speriamo insomma di continuare così e speriamo di portare a casa altri punti. E siamo molto contente di aver vinto il derby contro il Fratte questa sera, anche perché eravamo reduci da una sconfitta la scorsa settimana, anche abbastanza pesante. Per adesso cerchiamo di rimanere attaccate alla parte alta della classifica finché è possibile, perché comunque potenzialmente abbiamo una buona squadra e proveremo, se ci riusciamo, a salire nuovamente in Serie C. Quest'anno ci sono delle nuove atlete che sono venute a giocare con noi, molte delle quali provengono comunque dal nostro vivaio, ma avevano fatto delle esperienze in altre società, e quindi stiamo lavorando per ritrovare un pochino gli automatismi e un nostro un modo di giocare che sia nostro, che ci appartenga fino in fondo. Da un punto di vista tattico dobbiamo fare abbastanza passi in avanti, c'è un'organizzazione di gioco che è da trovare, c'è uno stile di gioco sicuramente, e comunque ho visto una buona volontà da parte dei ragazzi, quindi credo ci siano tutti i presupposti per poter migliorare e migliorarsi. Sono molto contento del risultato di questa partita, perché abbiamo avuto un periodo ultimamente molto travagliato con questa squadra, tra infortuni e cose varie, siamo, diciamo, ecco, senza andare su altri particolari. Le ragazze hanno risposto abbastanza bene con questa partita, insomma, con questa vittoria.